Sicuramente c'è il rammarico per il risultato, questo sì, perché insomma oggi abbiamo fatto una grande prestazione sotto tutti i punti di vista, contro una grande squadra, però allo stesso tempo ci deve dare fiducia e consapevolezza di quello che stiamo facendo, ecco. Perché oggi abbiamo fatto, ripeto, una partita da squadra vera, e questo poi chiaramente rimane anche il rammarico per il modo con cui abbiamo subito il pareggio, però lo accettiamo e prendiamo per buono la prestazione sicuramente. Ma sì, era una partita bella da vedere anche secondo me, perché si sono affrontate due grosse squadre. Poi a un certo punto abbiamo pensato anche di mettere un po' di gente fresca, con un po' di gamba, perché c'erano un paio di giocatori insomma un po' affaticati. E è stato fatto tutto quello che si doveva fare, come è stata preparata la partita, tutto è stato fatto nel miglior dei modi. Ripeto, c'è rammarico per il gol che abbiamo preso, ecco. Questa prestazione ci deve dare fiducia e consapevolezza. Guardare avanti, continuare a lavorare come stiamo facendo, e poi purtroppo ci sono episodi anche che insomma condizionano il risultato, però ci deve dare quell'entusiasmo e quella fiducia in più. Ma penso che si è vista insomma una squadra in campo che ha lottato, che ha giocato con qualità, che ha provato in tutti i modi di vincere la partita, quindi oggi, ma anche altre volte, insomma, c'è stata. Dobbiamo essere bravi noi, come dico sempre, anche a trascinare il pubblico con le prestazioni. Non ci dimentichiamo chi avevamo di fronte, quindi al gol di Zambataro ho pensato che stavamo facendo una grande partita e che meritavamo la vittoria. Ci aspettavamo sinceramente che una disposizione un po' diversa, e poi abbiamo cambiato qualcosina anche noi e siamo andati bene, insomma. È chiaro che le squadre quando ormai non ci guardano, insomma, con un occhio un po' di riguardo, no? Però ci sta, questa è dimostrazione di quello che stiamo facendo dall'anno scorso. Niente, continuiamo a lavorare, continuiamo a, ripeto, c'è rammarico oggi perché insomma era sotto l'occhio di tutti che avremmo meritato la vittoria, però ci deve dare ancora più consapevolezza questa prestazione. Sì, ma poi la verità, cioè, potevamo forse noi essere un po' più precisi, ma anche loro si sono difesi bene con giocatori insomma che giocavano quasi tutti in Serie B, parliamoci chiaro, quindi è anche merito degli avversari. Ma era un ragazzo che noi stavamo aspettando, era un ragazzo che veniva da un lungo periodo di inattività e quindi, come avevo detto precedentemente, era solo da aspettare e di farlo crescere come condizione fisica. E adesso è a pari di tutti gli altri difensori che abbiamo. È stata una partita che ci aspettavamo su un campo difficile, su un terreno di gioco complicato, pesante, non bello, contro una squadra forte, ben allenata, di gamba. Il primo tempo è stato molto combattuto, sono partiti molto forti loro i primi 15 minuti, dove abbiamo sofferto sugli esterni, la loro velocità, poi piano piano ci siamo assestati, è stata una partita molto equilibrata dove secondo tempo abbiamo preso gol da una rimessa laterale, anche noi abbiamo fatto un gol fortuito, quindi è stata una partita equilibrata dove il pareggio è giusto, peccato perché noi negli ultimi 25 minuti avevo la sensazione che ne avessimo più di loro, e solo che facevamo fatica a giocare con il campo, era veramente complicato, però con l'ingresso di Donnarumma, con le due punte, abbiamo creato qualche presupposto in più, però ci è mancata la zampata finale, ma risultato giusto dal mio punto di vista. Però ha gradito il regalo. Eh? Ha gradito il regalo. Qual è il regalo? Del pare. Anche noi penso che abbiamo fatto un regalino sul gol, quindi però dai, ci prendiamo questo punto che è un punto importante, pesante su un campo difficile. Ma il campo era veramente pesante sia per noi che per loro, perché secondo me anche a loro li ha frenati sul punto di vista del palleggio. Noi abbiamo sofferto tanto sugli esterni e poi non siamo stati puliti il primo tempo nel ripulire le palle. È stata una partita da seconde palle, tanti lanci lunghi, non è stata una partita bella da vedere, ma noi l'avevamo preparata così, sapevamo che la Torres è una squadra molto aggressiva, che non ti lascia giocare,
Abbiamo cercato di ripulire qualche palla e poi quando l'abbiamo fatto il primo tempo in 3/4 siamo stati troppo frettolosi nel cercare la giocata, potevamo aspettare un po', però non era facile la gestione del pallone. Quello che invece il secondo tempo l'abbiamo fatto molto di più, ma non siamo riusciti poi ad accompagnare con un gioco corale, no? E portare tanti uomini oltre la 3/4. Quindi le occasioni da gol credo che siano state pochissime da entrambe le parti, non è stata una grande partita secondo me da vedere. Rammaricato sicuramente, perché abbiamo fatto una grande partita nell'arco dei 90 minuti e abbiamo concesso mezza occasione a una grande squadra e ne hanno approfittato. No, guarda, ti dico la verità, l'approccio è stato il solito. Oggi avevamo una squadra che ha giocato a viso aperto e probabilmente ci ha permesso di esprimerci come siamo abituati a fare solitamente e tutto qua. Poi anche nelle altre partite abbiamo fatto la nostra partita. Sicuramente le altre squadre vengono qua chiuse dietro, è un pochettino più difficile. Sicuramente, loro vogliono esprimere la loro identità, il loro gioco e lo stesso vale per noi. E invece altre squadre un pochettino magari più piccole, tra virgolette, vengono qua per portarsi a casa il punticino e questo magari ci penalizza, ma ci stiamo lavorando in settimana e sono fiducioso che ne usciremo. La dedica va ai miei familiari che sono lontani a casa e anche a me stesso. Mi sono trovato al posto giusto al momento giusto. Noi lavoriamo, settimanalmente ci lavoriamo e ovviamente poi anche le altre squadre, tu devi renderti conto che noi affrontiamo anche un'altra squadra. Ma avete prodotto tanto, ma infatti avete prodotto tanto. Certo. Perché? Manca quella... Ci manca il 31, dici? Il centesimo. Ci lavoreremo anche su quello. Sì, abbiamo preso il pareggio. Sì, sicuramente abbiamo preso il pareggio nel nostro momento migliore, però abbiamo portato a casa un punto fondamentale contro una grande squadra. Sì, abbiamo cercato di essere sempre propositivi noi, sia sullo 0-0 che sull'1-0. Riconquistare un terreno amico che in queste prime giornate amicolo è stato ben poco. Questo è l'obiettivo dell'Olbia, oggi impegnato in questa settima giornata di campionato al cospetto di una squadra, la Paganese, che fuori dal Marcello Torre è una squadra che non conosce mezze misure. Amici sportivi, buon pomeriggio dal Bruno Nespoli e benvenuti a Olbia Paganese. Ancora per Bucolo, da Bucolo a Boccia, cercato sul settore di destra, altro duello con Rizzi, Boccia rimesce a mettere il pallone al centro, palla che supera l'area di rigore e poi la conclusione, il gol di Mancini che riceve da sinistra, passa la Paganese al 6° minuto, il cross al centro, se non andiamo errati, di Coratella. Mancini ben appostato all'altezza degli 11 metri, il suo sinistro non lascia scampo a Di Chiara. Olbia che viene avanti anche con i suoi difensori, la battuta verso il centro dell'area, palla che sfila, non la tocca nessuno, non c'è particolare pressione, riesce a giocare tranquillamente sulla destra per Langella che mette il pallone in avanti, attenzione al tiro dalla distanza di Coratella. Tocca per Mancino, si sta sovrapponendo De Angelis, Mancino serve adesso De Angelis sulla sinistra, il cross per Coratella che va davvero vicino al gol del 2-0, aveva preso bene il tempo il numero 9 della Paganese. Si attende il fischio dell'arbitro che arriva adesso, De Grazia la mette al centro, qui la spizzata di Staffa, se non andiamo errati, costringe Spurio a un intervento complicato, palla messa in calcio d'angolo, si avvicina Maspero, Arboleda sceglie lungolinea, De Grazia fermato, qui Mancino recupera il pallone, va via ad Arboleda, poi riesce a mettere lungolinea per Faella, area di rigore, Faella cerca il secondo palo, palla sul fondo, ancora Paganese vicina al gol.
Intanto si stacca Bucolo, è servito nuovamente Mancino che va giù e ci sarà calcio di rigore. Intervento in ritardo di un giocatore dell'Olbia, dovrebbe essere forse il numero 31 Cabrera. Faella controdichiara il fischio dell'arbitro. Palla da una parte, portiere dall'altra, Faella porta a 2 i gol della Paganese, il raddoppio della squadra campana che realizza il gol del 2-0, Alessio Faella. Quindi Coratella prova a liberare lo spazio per Boccia, c'è Bucolo sull'auto di destra, qui il cross, ci deve mettere la mano Di Chiara ad anticipare tutti, c'è Faella dall'altra parte, Faella prova l'azione personale, entra in area di rigore, Faella esplode il sinistro, palla sull'esterno della rete, non ci sono state deviazioni, ancora pericolosa la Paganese. Battuta lunga, qui la Rosa in anticipo su Coratella, Costanzo, ancora la Rosa, servito ancora Costanzo che ha lo spazio per andare al tiro con il destro, conclusione un po' strozzata, palla sul fondo. Ancora l'Olbia con Maspero gioca in verticale su Furtado, pallone per Staffa, riesce a chiudere la difesa della Paganese, ma Furtado la recupera, esplode il sinistro, Spurio la vede all'ultimo, ci mette le mani, ma attenzione perché la palla danza ancora in area di rigore. Maspero serve Staffa, si fa vedere a sinistra Costanzo all'1 contro 1, Costanzo la mette al centro, il pallone che rimane lì, poi c'è la conclusione tentata da Rizzi. Tanto lo stesso Maspero alla battuta del calcio di punizione mette il pallone al centro, anticipato Furtado, poi c'è la conclusione da parte di Gonzales, concedendo però la rimessa all'Olbia. Maspero la mette al centro, c'è il taglio di Cabrera che non ci arriva per un soffio. Non cambia nulla nell'Olbia, una prima punta al posto di un'altra. Intanto attenzione perché il pallone diventa buono per De Grazia, Spurio, intervento non efficace, anzi efficace ma non impeccabile da un punto di vista stilistico. Pallone per Maspero, vanno a vuoto in tanti, qui ci prova Staffa con il sinistro, servito De Grazia affronta Mancino, De Grazia ci prova col sinistro, ha tentato Gonzales la deviazione sotto misura, battuta dentro di Maspero, il colpo di testa di Santi, palla sul fondo, lo difende Di Corato che poi guadagna la rimessa laterale, esulta Di Corato e può esultare la Paganese perché arriva noi 3 fischi del signor Mirri a decretare la fine della gara qui al Bruno Nespoli. Mister Pava, le chiedo quanto è grande il rammarico dopo questa sconfitta nel derby, un derby che avevate approcciato bene e poi nella ripresa avete fatto una serie di errori individuali di squadra per rientrare in parità la veloce. Sì, hai detto bene, c'è dispiacere, c'è rammarico, è innegabile, insomma abbiamo perso una partita in casa, uno scontro diretto, insomma in una partita che stavamo gestendo insomma senza grandi problemi, almeno poi però abbiamo commesso delle ingenuità soprattutto in occasione del secondo gol insomma su quella dovevamo stare un pochino più attenti, però pazienza, insomma c'è dispiacere, però testa alla prossima, insomma non è... Siamo alla 7ª giornata, c'è ancora tanto tempo per lavorare, migliorarsi e per cercare poi di riprendere il cammino.
Adesso insomma c'è soltanto da rimanere sereni e pensare a lavorare in vista della prossima partita. Ecco, mister, forse il dispiacere più grande è anche quello di non aver dato continuità alla bella prestazione e bel risultato di domenica scorsa, una vittoria netta. Sì, vero. Poteva lanciarvi un po', no? Sì, vero, perché domenica scorsa abbiamo fatto veramente molto bene e oggi però devo anche riconoscere i meriti del latte dolce e noi non siamo stati brillanti come la settimana scorsa, quindi bisogna avere insomma l'intelligenza di saper ammettere che comunque la Dolce ha fatto una bella partita, ha giocatori che in qualsiasi momento possono risolvere la partita, soprattutto lì davanti. Avevo già messo in allarme in settimana i ragazzi, anche oggi, insomma si sa, davanti sono molto bravi, possono trovare sempre il guizzo alla giocata in qualsiasi momento e oggi è stato così, gli hanno risolto una partita importante, complicata, però ripeto, no, dobbiamo resettare, pensare a lavorare e basta, insomma non ci sono altre vie di fuga. Le dico Fadda, Ravot, due giocatori importanti che non aveva, recupererà magari Carlo Piga, sono tre giocatori troppo importanti per questa squadra. Sì, no, vabbè, lo sappiamo, abbiamo delle assenze importanti, però a questo bisognerebbe aggiungere che Federico Piga, insomma sono tutti ragazzi molto importanti per noi, però chi entra in campo perché fa parte di questa squadra, quindi vuol dire all'altezza. E quindi io sono contento dei ragazzi che ho sempre a disposizione, anche se abbiamo delle assenze, chi entra fa sempre bene, comunque non è imputabile né al singolo né niente. Oggi siamo stati meno brillanti la domenica scorsa, però può capitare, adesso ripeto, pensiamo alla prossima e poi insomma, sono sicuro che sapremo risalire la china e toglierci le belle soddisfazioni. Faccio l'ultima, mister. Negli ultimi anni avete fatto tante imprese da salvezza, siete stati abituati alla lotta, la domenica no, per poi trasformarla in domenica sì. Quest'anno è un campionato molto particolare, soprattutto per le sarde, da subito molto difficile e forse più complicato degli anni scorsi. Sì, sono d'accordissimo con te su tutto quello che hai detto. Prima il fatto che molte volte mi dicono ma non sei preoccupato, ma io non posso essere preoccupato alla settima giornata perché come hai detto tu noi siamo vaccinati a queste cose, siamo morti e risuscitati più volte, quindi non mi fa certo paura la settima giornata avere i 5 punti. Sappiamo che dobbiamo lavorare, che dobbiamo soffrire, per noi questo è un campionato impegnativo, per noi, per tutte le sarde in generale, perché il livello è molto alto di questo campionato, è molto equilibrato, quindi non è facile fare punti, il fatto che ci sia comunque poi anche un fuori quota in meno in campo ha tirato sul livello in modo spaventoso, te ne accorgi in tutte le partite, il più alto dell'anno scorso e quindi devi pensare di tirar su anche tu l'asticella, ecco, perché il campionato cioè il campionato è molto complicato, diciamo così, è molto difficile, quindi bisogna lavorare tanto e poi però sono sicuro che verremo fuori. Mister, possiamo dire finalmente, il primo successo arriva in un derby sofferto, però una vittoria voluta con la testa nella ripresa che siete presi questi primi 3 punti. Sì, era ora, diciamo che probabilmente era il momento giusto, è arrivato nel momento migliore per tutta una serie di motivi. La squadra sta lavorando bene dall'inizio del ritiro, dall'inizio della preparazione, diciamo, e certi episodi, avendo una squadra così giovane, per il mio modo di vedere le cose, sono anche normali, no? Si deve sempre aspettare che i giovani maturino e capiscano anche le differenze che ci sono talvolta tra un calcio giovanile e un calcio dei grandi. Noi stiamo lavorando con serietà, l'unica cosa che possiamo dire è questa, poi il resto è chiaro che certi risultati a chi non è sempre attento, a chi non è sempre dietro la squadra, magari danno un quadro diverso dalla situazione, è inutile negarlo. Se oggi fosse finita con una sconfitta o con un pareggio avremmo magari potuto criticare alcune cose, apprezzarne altre, il risultato per fortuna o purtroppo determina poi sempre i giudizi. Ecco mister, se vogliamo questi 90 minuti sono un po' anche la sintesi della vostra stagione fin qui, perché nel primo tempo avete avuto tante occasioni, sicuramente per non chiuderla in svantaggio come è stato, poi nella ripresa è venuta fuori quella che è la qualità di questa squadra in ripartenza anche nell'attaccare la proprietà di spazio.
Sì, allora la qualità principale secondo me di questa squadra a conti fatti è il cuore, perché se andiamo a vedere quante partite sono state recuperate negli ultimi minuti partendo da situazioni di grande svantaggio, alla fine senza citare moduli o giocate dei singoli, quello che vogliamo, ma emerge che questa squadra comunque probabilmente è un po' pazza, però c'ha anche un grande cuore, fino alla fine ci prova e ci crede, no? È chiaro che finire il primo tempo con quel tipo di risultato lasciava l'amaro in bocca, però io devo essere sincero, insomma, la partita era stata preparata benissimo dal mister, da tutto lo staff e abbiamo continuato a provare a fare le cose che ci eravamo detti, insomma, ecco. In chiusura, mister, quanto è importante, l'ha detto lei, no? Una squadra che gioca molto di cuore, l'aveva già dimostrato anche contro Sì. nel pareggio 2-2 all'ultimo, aver sbloccato, no, anche mentalmente la questione vittoria, perché questa va diventando quasi un peso psicologico. Non Sì, vincere. sì, ripeto quello che abbiamo detto prima, ovviamente vincere, la frase fatta è vincere aiuta a vincere, ma non è questo il caso. Diciamo che a noi un po' iniziava a pesare perché per un incidente di percorso, un infortunio, alcune problematiche non riusciamo mai a cogliere il risultato, anche quando in alcune situazioni magari lo avremmo anche meritato, no? Come ho detto all'inizio e non l'ho detto a caso, arriva nel momento giusto, perché secondo me questa vittoria toglie un po' la scimmia che tutti avevano sulle spalle, ripeto, toglie a qualcuno fuori dal campo qualche giudizio e qualche pensiero che a me personalmente non trovava del tutto d'accordo, insomma. Manuel, gara importante, vi serviva a sbloccarvi con una vittoria, l'avete fatta in un derby, partita importante anche per te con questa doppietta. Partita molto importante, il derby è stata una bella partita, è stata davvero una bella partita tra due squadre secondo me molto attrezzate e sono molto contento innanzitutto per la squadra perché ci serviva come il pane a vittoria, la nostra prima vittoria dopo tanti pareggi e una sconfitta, però sono molto contento e anche personalmente dopo essere tornato da un infortunio aver aiutato la squadra mi fa molto piacere e sono soddisfatto sia per i miei compagni che personalmente per me. Ecco, a livello proprio tattico la partita, siete partiti un pochino contratti, poi avete sprecato tante occasioni nel primo tempo, invece nella ripresa siete stati più cinici, avete sfruttato un po' quel momento centrale della gara in cui lui ha perso un po' le misure. Esatto, nel primo tempo secondo me siamo partiti anche bene, abbiamo preso un palo con Riccardo, loro non hanno fatto nessun tiro in porta fino a rigore trasformato dal De Cecco, però secondo me abbiamo fatto una buona partita, preparata bene e secondo me nel secondo tempo siamo usciti più forti, più carichi per riprendere la partita che come stiamo riuscendo a fare in queste partite riusciamo sempre a riprendere la partita con tanto cuore e tanto sacrificio da parte di tutti, questo è davvero importante per un gruppo, per una squadra come noi. Prima vittoria che può dare anche fiducia a uno spogliatoio che ha le qualità per ambire a un qualcosa di più rispetto alla sofferenza magari vista a livello di risultati nell'inizio di stagione. Esatto, secondo me siamo una buona squadra, un fantastico gruppo, ci vogliamo tutti bene, ci alleniamo sempre davvero a 2000 e mi dispiace che non sta uscendo questa cosa durante la domenica perché abbiamo fatto sì diversi pareggi e una sconfitta, però mettiamo sempre tanto cuore e questo spero che col tempo si possa vedere. Oggi secondo me è la dimostrazione di un qualcosa che può portare soltanto a ottime partite e anche prestazioni. Amici sportivi, buon pomeriggio dallo stadio comunale Tenente Vaduano di Capaccio, dove fra qualche istante avrà inizio la gara della 7ª giornata di andata del campionato di Serie D Girone G. Si è molto parlato del gruppo Gelbison e della profondità della rosa, quest'oggi è un esempio, tanti cambi anche in vista della prossima partita del turnover, però si comincia. La squadra nei 45 minuti, ecco qua c'è Croce che si va a incuneare, potrebbe provare ad appoggiare, a mio avviso c'è fuori, no, fallo che recupera palla con Manzo, Alvegiri, Manzo la mette al centro, Croce, gol, Croce, il capitano sul perfetto cross di Manzo, non ha avuto difficoltà a mettere in gol. Aprile
va Prado, va a servire ottimamente Carsenti, Carsenti prova la conclusione, bravo Carsenti, per un attimo perde la palla, poi l'Ilva Maddalena arriva su Toure, palla in aria, c'è il numero 9, che occasione, ma sembra proprio Dominguez a chiamare lo schema, tanto in aria, no, se ne va il numero 11 Dominguez, la mette giù, che paura. Sì, soprattutto queste palle inattive, palle che arriva comunque a Ferrara, Ferrara prova la conclusione centrale, Prado, Croce può provare la conclusione, ha nella sua disponibilità Carsenti sulla fascia, alza la testa, la mette, Croce, fuori gioco, giocatori bolognese. Lo scorso anno è stato uno degli artefici, dando palla lunga, Tartaro la chiama, poi c'è lo scontro, speriamo che non sia niente. Ancora saltato con molta eleganza, Manzo se ne va, Viscomi, Croce che non riesce a far girare, poi Prado, se ne va Prado, che giocata Prado, ancora Prado, la mette, viene un po' anticipato, peccato. Stanno rischiando qualcosina in più perché non sembrano molto affiatati nonostante siano giocatori. Attenzione, il tiro dalla distanza. Nel frattempo a te, palla in profondità per Turai. C'è Viscomi, Turai e Viscomi prova, viene murato, palla che giunge sempre a Dominguez, la mette, questa volta va in torsione, dei modi, battuta, fischiata, arriva la battuta, ci ha messo veramente un piede, va ottimamente Prado, che palla che vediamo se Croce si muove, si è mossa, ancora Prado, serve Croce, ottimamente Croce, ancora Croce, ancora fa sedere lungo, prova la conclusione, salvataggio sulla linea. Molta freddezza, forse un po' troppa. Sì, intanto prova la conclusione. Un saluto affettuoso a Rosario che sicuramente dalla prossima partita ritornerà qui. Detto proprio bene, intanto sono partiti subito l'Ilva Maddalena, c'è Viscomi saltato, c'è il numero 2, Bonu la mette al centro, Tanai perde un po', gol, ha segnato il numero 7 Lobrano, Gelbison che si è fatta trovare impreparata, nemmeno un minuto. Arriva ancora Lobrano, il tiro. Salzano, non c'è movimento, che errore, Viscomi doveva entrare, meno male, subito l'Ilva Maddalena, Carsenti, meno male, Maddalena con il numero 15, messo giù questa volta, un po' platealmente a mio avviso sì. Viene chiuso dal numero 2, Bonu la mette, palla da Viscomi, però ancora un'uscita non troppo, questa volta accetta, non c'è, no. Ma, rosso, Dominguez prova la conclusione, è stato per un soffio, te l'aspetti, ha ripreso la gara, la sta facendo la gara, attenzione, questa volta ci pensa il capitano Croce, Gelbison in affanno, ma questo calcio d'angolo, nessuno esce, palla, Tartaro, bolognese che avevamo elogiato nei primi 45 minuti, questo era ancora, se ne va, gol, l'Ilva Maddalena ha raddoppiato, arriva sui piedi Setola, se ne va, la mette, palla che arriva, esce il portiere che va in difficoltà, le cose più semplici come in questo caso, guarda, gli diventa tutto facile e meno male che Viscomi ci mette una pezza, ma è un uomo in meno, ma dopo il gol preso non ha reagito. Vediamo Carsenti, la mette, prova la conclusione, lì davanti non passa, era buona la giocata, ancora tutti in avanti, ancora mantiene palla, lascia giocare l'arbitro, Carsenti, anzi se ne va, Carsenti la mette, vediamo che succede, non ci arriva D'Ambros, prova Murato, che peccato, che va ributtata subito in avanti, arriva subito Golfo, prova, ci mette una mano, potrebbe essere l'ultima occasione della gara, c'è un Gelbison che va, Setola la mette, parata, gol, ha pareggiato,
97esimo, D'Ambros, gol per la Gelbison. Mister Cotroneo negli spogliatoi possa fare un disastro, ma siamo felicissimi per la Gelbison che ha agguantato il pari. Dicevi quale poteva essere la cura, Lorenzo, e questo gol può dare tanta energia alla Gelbison che sembrava aver perso ogni possibilità.